Il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzo Crea, ha rassegnato le proprie dimissioni, una scelta arrivata dopo il caso dei rimborsi che nelle ultime settimane ha travolto l'Ateneo messinese e che col passare dei giorni ha assunto sempre maggiore rilevanza anche a livello nazionale. Le polemiche sono nate dalle denunce di un membro del Senato accademico, Paolo Todaro, che aveva presentato esposti ai Ministeri dell'Università e dell'Economia, alla Procura, alla Corte dei Conti e all'ANAC sui rimborsi chiesti da Cuzzo Crea, oltre 2.200.000 euro rimborsati tra il 2019 e il 2023. Tra questi anche quelli ad una società agricola, la Divaga SRL, con sede a Via Grande e con appena 2 dipendenti, che risulta di proprietà del rettore e della moglie, rispettivamente per l'80% e per il 20%, e di cui amministratrice unica è la mamma del rettore Eugenia Maria Salvo, vedova di Diego Cuzzo Crea, che dell'Ateneo messinese fu rettore negli anni 90. Dal 20 gennaio di quest'anno al 28 settembre la società ha ricevuto 14 pagamenti sotto le voci di servizi, manutenzione, materiali che vanno da un minimo di 600 ad un massimo di 17.900 euro per un importo complessivo di 122.300 euro. Cuzzo Crea nelle ultime settimane ha scelto la via del silenzio, rotto solo oggi pomeriggio attraverso il comunicato stampa e la lettera agli studenti con cui ha ufficializzato le dimissioni dopo averle comunicate in mattinata ai direttori dei dipartimenti. Sono stato trascinato nella macchina del fango, mi dimetto per rispetto dell'Università di Messina, ha detto. Quindi non posso consentire che questo attacco mediatico continui oltre a discapito dell'immagine del mio Ateneo. Dietro al mio operato e alle mie scelte, ha continuato, ci sono tantissime persone che in questi anni non si sono risparmiate, che hanno lavorato giorno e notte, che hanno fermamente creduto che la nostra università avesse notevoli margini di miglioramento. Non posso permettere che la campagna elettorale ruoti attorno alla mia figura. Le elezioni per il nuovo rettore infatti sono state fissate per dicembre e la campagna elettorale è partita da tempo, senza esclusione di colpi. Il richiamo arriva anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Commissione Europea e dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie sull'importanza della vaccinazione contro Covid, influenza e malattie respiratorie. Un appello che arriva soprattutto a fronte di dati che indicano campagne vaccinali in ritardo. E in Sicilia da lunedì prossimo partirà proprio la campagna per vaccinarsi contro l'influenza, il cui picco si registra generalmente tra dicembre e fine febbraio. Il vaccino è consigliato in particolare ai soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di ridurre la circolazione del virus, ma anche la pressione sul servizio sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, come ricordato dall'ASP di Catania durante la puntata di Buongiorno Sicilia. Categorie a rischio per età o per patologia hanno una raccomandazione maggiore, raccomandata ai bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni e i soggetti oltre i 60 anni. In questa fascia di mezzo, cioè dai 6 anni ai 59 anni, è raccomandata ai soggetti che hanno particolari patologie, diabete, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, eccetera. A tutte queste categorie, i cosiddetti fragili, la vaccinazione verrà offerta informativa e gratuita presso gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, oppure presso gli ambulatori vaccinali delle aziende sanitarie provinciali o delle aziende ospedaliere, ma anche presso le farmacie. Nel nostro territorio abbiamo 45 ambulatori di vaccinazione in tutta la provincia e abbiamo un sistema di prenotazione online che abbiamo già in vigore dal 2020 su tutte le vaccinazioni, anche quelle pediatriche, e allora siamo stati i primi in Sicilia a lanciare questo sistema di prenotazione online. Per conoscere tutte le informazioni basta collegarsi sul sito Vaccinarsi in Sicilia. Sarà possibile inoltre la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello aggiornato anti-Covid, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. L'estate non finisce mai, una frase che ormai è diventata un mantra. Se da un lato è tanto amata da chi vuole andare al mare, dall'altro è temuta da chi lavora nell'agricoltura. Nel comparto vitivinicolo il sud del nostro paese ha avuto quasi in alcuni casi anche il 50% di produzione in meno. Cambiamento climatico, ma anche aumento dei costi delle materie prime. Sono due fattori che penalizzano il settore primario. A preoccupare il comparto anche la salita dei costi energetici. Questo ovviamente
preoccupa, ma qualche intervento e spero una situazione geopolitica un po' più serena potrebbero riportare tutta una semitranquillità. Coldiretti rinnova l'appello rivolto al governo ma anche ai consumatori: preferire sempre i prodotti a chilometro zero e tutelare il Made in Italy. Oggi viviamo momenti anche abbastanza complicati perché si comincia a parlare di produzione di cibo sintetico. Devo dire che il nostro paese immediatamente ha bloccato la possibilità sia di produrlo che di commercializzarlo. Ovviamente il cibo sintetico vuol dire annullare tutte quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto la nostra grande storia, che non va dimenticato, che comunque si basa su una cultura prettamente agricola. Tornando sul caro prezzi, sembra un'annata di magra per le olive. Quantità ridotte, ritardo nella raccolta, causati dalla siccità degli ultimi mesi. Significa che l'olio potrebbe costare di più. È una catena che si ripercuote sui consumatori, ci dicono i produttori. Un mese almeno di grandi disagi per gli automobilisti messinesi e per chi arriverà in città. Da oggi scatta a Messina il piano straordinario di rifacimento delle principali strade cittadine, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Si parte stasera, da qui, sul viale Boccetta, una delle arterie più importanti. Per questo i lavori verranno effettuati sempre in notturna, poi il restyling interesserà il viale della Libertà, la via La Farina, la via Adolfo Celi, tutte strade ad alta intensità di traffico. In altre strade il rifacimento dell'asfalto è partito qualche settimana fa, interessata soprattutto la via Cesare Battisti. In un tratto tra l'Università e il Tribunale sino alla via Garibaldi il manto è tutto nuovo, con tanto di segnaletica e cordoli. In quello sino al via Europa deve essere completato. Ma in città la rivoluzione viaria comporta anche un altro aspetto. Da oggi infatti entra in vigore l'isola pedonale permanente sul viale San Martino. No, assolutamente, anzi per me, io non abito qua, sono sempre di Messina, però vivo fuori. Per me è una cosa giusta, perché alla fine la gente così può camminare a piedi, c'è un sacco di negozi, alla fine che serve? Ci sono tante vie sopra per parcheggiare, la gente si fa 2 passi a piedi. Io sì, un secondo per spiegare 2 cose lo trovi un attimino. Perché le strade stanno diventando sono intrafficabili, voglio dire, scusate, sono impraticabili, è impossibile. Col motorino siamo venuti. Una scelta sulla quale l'amministrazione aveva fatto un passo indietro dopo le richieste dei commercianti, ma che adesso a conti fatti intende intraprendere in maniera decisa, intanto sino al 7 gennaio, ma l'orientamento è quello di estenderla. Non si può più dormire neanche sotto i ponti, perché a Catania, che sia in centro o in periferia, ogni posto è buono per gettare la spazzatura. Incivili e pendolari dei rifiuti colpiscono senza pietà, trasformando le strade in discariche a cielo aperto e rappresentando una costante minaccia per l'ambiente e per il decoro. Uno degli esempi arriva da via San Giuseppe l'Arena, strada che collega la città all'aeroporto, che, a giudicare dalle numerose segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455005, presenta più di una criticità legata alla sicurezza e al controllo del territorio. Il degrado è sotto gli occhi di tutti ed è un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti in transito da e per Catania. Chi segnala lo scempio è quasi sfiduciato, eppure alla vista della telecamera ci viene incontro il suo e l'estremo tentativo per cercare di restituire dignità al quartiere. Passano delle persone, vedono tante cose qua, spazzature che buttano e nessuno, io dalle volte gli dico alle persone: guardi che qua non è un posto dove si butta, mi rispondono parole brutte, cose, tanto vale che uno mi faccia i fatti miei, perché cercano di alzarmi anche le mani. Sacchetto selvaggio colpisce in tutto il perimetro dell'aeroporto, ma oltre all'inciviltà balza all'occhio il senso di abbandono, con la vegetazione incolta che invade la sede stradale e diventa una costante minaccia per gli automobilisti. A microfoni spenti, l'autista di un bus turistico che ha voluto mantenere l'anonimato e per questo rispettiamo la sua volontà di non mostrare neanche il mezzo, ha più volte presentato degli esposti, ma che non è stato mai ascoltato o preso in considerazione. Di fatto la strada è un enorme cespuglio. Dopo la grande vittoria di Caserta era importante capire se alcuni limiti mostrati dal Catania erano stati spazzati via d'un colpo o se erano stati solo in parte mascherati.
La partita con il Latina ha fatto propendere più per la seconda ipotesi. L'1-1 di fronte ai quasi 17.000 del Massimino, oltre a rappresentare la terza partita su 4 senza vittorie casalinghe, ha evidenziato nuovamente un problema. Quando le squadre avversarie si chiudono, il Catania sembra non avere un piano B. Il piano B è proprio quello di avere pazienza, non c'è altra soluzione, nel senso che bisogna cercare di trovare soluzioni muovendo la squadra avversaria a destra e a sinistra per poter riempire l'area, perché si rischia solo di prendere ripartenza e fare il gioco che vogliono gli avversari. Sta di fatto che i primi 70 minuti sono stati negativi. Prima il vantaggio ospite siglato da Mastroianni dopo un cross dalla sinistra di Fella, poi una reazione poco produttiva, un palo casuale colpito da Curado dopo un tiro di Silvestri su azione d'angolo. Per il resto palla Chiricò sperando nell'invenzione. Il primo tempo dice solo questo, in avvio di ripresa potrebbe starci anche il colpo del KO, ma è bravo Betters su Fella, pallone sul palo, poi Mazzotta allontana anticipando Mastroianni. Il Catania pressa ma non sfonda fino al gol di Chiricò che sfrutta al meglio il cross di Marsura e di fatto evita la sconfitta. I rossazzurri poi ci provano più con la forza dei nervi che con un'organizzazione chiara e colpiscono l'ennesimo legno della stagione con Buà. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca, il pubblico sostiene sempre ma chiede di più. Giustamente si aspettano di più perché sono abituati ad un calcio dove la storia non lo sto qui a raccontare io, perché Catania ha una grandissima storia. Noi cercheremo sempre, ci mettiamo sempre l'anima e tutto durante la partita. Dobbiamo riscattarci e riuscire a vincere qua al Massimino. L'altra faccia del Messina è di Giacomo Modica. L'allenatore, con qualche scelta discutibile, è stato tra le cause che hanno originato la seconda sconfitta in 5 partite. Uno stop imprevisto e meritato, diverso da quello di 2 settimane fa, a Francavilla Fontana, quando i giallorossi furono sfortunati ma generosi fino all'ultimo. Al Viviani di Potenza contro il Sorrento, invece, il Messina è apparso svogliato, distratto, senza idee. Modica, determinante nella costruzione della squadra e buon motivatore, ha lasciato in panchina Ferrara, perfetto contro l'Avellino, per schierare Pacciardi, protagonista in negativo e non solo, del rigore trasformato da De Francesco. Male anche il centrocampo, poco geometrico e privo di fantasia, senza Firenze e con Franco apparso affaticato. Non è piaciuta la prestazione del Messina, che ha avuto una reazione tardiva, quasi rassegnato alla sconfitta. Queste partite servono a capire che tipo di campionato possiamo fare noi e che crescita vogliamo avere noi. Io sono contento che abbiamo perso. Se serve a scuotere la squadra, a capire che noi non possiamo giocare questo tipo di calcio, è giusto che queste partite qua alla fine ti lasciano amarezza per il risultato, perché il punto secondo me sarebbe stato giusto, ma non c'è squisitamente niente tecnicamente e quindi sono molto arrabbiato per questo. Giallorossi mercoledì sera in campo al Francoscoglio per il recupero della seconda giornata contro la Casertana e domenica sempre in casa con il Giuliano, 2 appuntamenti per rilanciarsi e archiviare la sconfitta con il Sorrento.